In previsione del derby di campionato di eccellenza Girone A tra Pro Favara ed Acregas, prevista per domenica 26 febbraio alle ore 15, allo stadio Bruccolere di Favara, la prefettura di Agrigento ha emesso un decreto di divieto di vendita dei biglietti ai residenti della città di Agrigento, per cui il settore ospiti dello stadio rimarrà chiuso. Tutto questo in un momento delicato della stagione in cui il risultato finale potrebbe ridisegnare la classifica generale. Tra Acregas e Pro Favara ci sono appena 4 punti di differenza e la compagine favarese con una eventuale vittoria andrebbe ad un solo punto dal secondo posto, ma di conseguenza avvantaggerebbe ulteriormente il capolista Enna, che spiccherebbe il volo. Una giornata campale dove un pari risolverebbe ben poco. Nel campionato di promozione il Camarat si ritrova in seconda posizione all'inseguimento del capolista Fulgatore. Il prossimo turno la compagine della montagna sarà ospite del Forte Accademia Trapani, mentre il capolista Fulgatore giocherà in casa con gli agrigentini del Casteltermini. Quest'ultima squadra sta lottando per non retrocedere. Anche il Gemini non si trova in acque tranquille e per tirarsi fuori dalla zona play-out è obbligata a battere il Marsala, attualmente fanalino di coda del campionato. Scendiamo in prima categoria, dove è stata una domenica nefasta per i colori granata dell'Empedoclina, che contro un arrembante Castronuovo ha dovuto cedere le armi con il risultato di 2-1. Attenzione, si tratta di uno stop per certi aspetti inatteso, ma che non pregiudica ancora la vetta della classifica. Però bisogna fare attenzione perché le distanze dal Don Bosco Mussomede, attualmente in seconda posizione, si sono ridotte a 7 punti. Vince invece l'Atletico Favara con il più classico dei risultati, superando il forte Real Suttano. Grazie a questi 3 punti preziosi, la compagine favarese raggiunge la quarta posizione e si candida per i playoff. Torna a vincere anche il Campobello Delicata dopo una serie di sconfitte consecutive, il quale regola una diretta concorrente per la retrocessione con il risultato di 4-3. Grazie a questa affermazione la squadra campobellese abbandona la scomoda ultima posizione. Tornando alla nuova classifica, l'Empedoclina è sempre capolista con 45 punti, ma ha ridotto le distanze dalla diretta inseguitrice. L'Atletico Favara raggiunge quota 32 appaiandosi al Nicosia, mentre il Campobello si lascia alle spalle il Branciforti. Il prossimo turno sarà derby al Collura tra la locale Empedoclina e il Campobello Dedicata, mentre l'Atletico Favara sarà ospite del Riesi.